Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio dallo stadio La Marcona di Ceregnano. Oggi trasmissione speciale per gli Under 15 dell'Union River, campionato provinciale, che si scontrano contro il Loreo. All'andata è stata una partita molto intensa e che è stata pareggiata 3-3 con diverse espulsioni e diciamo partita intensa, ecco. La classifica di questo campionato vede al primo posto il Portotolle, poi l'Arianese, Portoviro a 34 e a seguire Union River a 29 punti. Vedete squadra B perché agli Under 15 squadra A fa campionato regionale. Purtroppo non vi so molto dire dei ragazzi perché non li conosco bene, però ho la formazione dall'allenatore che salutiamo, Vincenzo. Mi farò dare una mano dai genitori qui vicino. Le altre partite che vedete sullo schermo: Arianese Adriese, Badia Donada, Cavarzare Rosolina, Canalbianco Portoviro, Portotolle Tagliolese e la nostra di oggi. Una scritta di fondo, voglio vedere se si vede. I ragazzi di Vincenzo sono da 3 partite che non perdono e quindi vediamo come si giocano anche a livello emotivo la partita di oggi. I ragazzi sono in campo. Non si vede però. Salutiamo anche Edo Goldin e Jacopo Vivoli che sono a giocare con gli Under 19 ad Occhio Bello. La partita è iniziata alle 3, non abbiamo notizie, speriamo ci arrivino anche durante la partita. I ragazzi sono in campo. Ho la formazione. Portiere abbiamo Manzoli Daniele. Difensori centrali troviamo Zambonatti e Colombani. Terzini Drago Tommaso e Sceni Riccardo. Mediano Sid. Le due mezzale sono Viola Samuel e Rondina Nicolas. E per il tridente offensivo troviamo Sparapan Giacomo, Crepaldi Pietro e Fantinato Jordan. Forza ragazzi, forza Union River. Come già detto, i ragazzi arrivano da 3 vittorie di fila senza aver subito reti. E quindi vediamo. So che sono carichi per la diretta, saranno contenti e gli auguriamo una bella partita. Palla al centro.
Belli che si uniscono in gruppo. Bravi ragazzi. Attacchiamo a piano Cenaro. E siamo partiti. Passaggi all'indietro, un giro palla che parte dal fondo per i ragazzi. Ah, lisciata, ma l'ha presa. Passaggio rischioso, ma ah, mamma. Dai, Sisti! Bravo. Lese indietro! Tagliela. Viene! Sì. Sì. Bravo. Fermalo! No fallo! Dai che si Bravo tre! 10. Passala però adesso. Dai! Marca! Ha mancato, è la palla che gli ha fatto la finta. Dai! Mamma signora. Torna Simon, torna, non fermarti! Vai Tommy, dicono le mamme. Mettila. Bravo. Peccato. Sono concentrato. Bravo Alessandro. Dai Alessandro che è tua! Calcia, dai Simon! Giocala! Calcio! Dai Edo, calcia! Dai Edo che è tua! Bravo Cid. Fede. Dai che è tua! Bravo. Bravi ragazzi. Dai! Occhio! Bravo. Vorrei fare una maledizione Dai! speciale. Dai Edo! Finta e dietro! Scusate, volevo dirlo, ma poi ho visto l'azione. Dai! Giù! Dai Dai che è tua! Dai, girati! Qua gli animi sono super accesi. Bravo! Bravo Simon! Porca miseria! Vai! Bravo. Dai che è tua! Bravo, dai! Anche l'arbitro è giovanissimo. È giovanissimo l'arbitro. Mirado! Vero? Cari! Caro. Brutta rimessa. Gli è scappata proprio dalle mani. Dai ragazzi. Forza che questa viene meglio. Bravo, questo è fatta bene, bravo. Luca fuori! Bravo 10. Bravi ragazzi, chiudete. Ai ai ai, bravo, bravo.
Dai, 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 va bene. Dai, Va bene, va bene. Senza paura, Vai, vai, bravo. vai. Bravi, bravi. Vado. Dai, mo. Bene. Mamma! Mamma che rischio! Dai Union, dai. Vai, passi Guarda, via. Vai 10. Dai, dai. Parapam, mi Bravo! sembra sia questo. Anche fallo. Bello! Dai! Sì! E vai! Gol dell'Union River al quinto minuto, al sesto minuto. Bravi ragazzi. Ma ha ragione, giustamente si dicono concentrati perché la partita è appena iniziata. È lunga ancora. Forza Leo! Dai, dai. Arrivo qua. Dai. Chiama Matteo. Bravi. Vai Matteo. Bella azione, Vai, vai. ma il portiere bravissimo, controlla e fa uscire. Ah, bravo lo stesso. Vai. Lancia. Vai, Simon. Bello, Bravo. bel tiro, fatto una bella girata di tiro che non è semplice. Ripartenza dal fondo, bella triangolazione. Sandrillo, ti fermate. Dai Matteo. I ragazzi comunque giocano bene, hanno un buon giro di palla. Bravo Alessandro. Dai Matteo. Ah, andare in guerra. Bravo. Mano! Eccola! Pareggio! All'8° minuto il Loreo pareggia Bravo, Simon. e siamo 1-1. Davvero partita intensa. Dai Union si riparte. Chiudi Ale. Bravo! Era fallo. Vai. Butta via. È bravo quel 5 lì, mi piace. Vai, sotto fuori. Dai ragazzi. Ma basta. Bravo. Ah, chi però? Peccato, troppo Vai, lungo. forte. Bravo, dai che la prendi. Passala al centro. Sì, Vai, vai a destra. respira, Edo. Bravo. Dai.
rimessa. Ah, peccato, bravo. Anche tua. Bravissimo. Dai, calmi. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, Dai, Curi. Portiere esce sicuro. Bravo, Semo. Dai, insisti. Dai. Quei passaggi indietro sono sempre rischiosi. Dai, vai. Vai, Panà. Bravo. Dai, Matteo. Dai che andiamo su. Dai. Fuori. Dai che tua, dai che tua. Respira. Rosso. Calmi. Bravo. Dai, su. Dai. Vai Cid. Dai. Dai, la palla è lì. Bravissimo. Giocala. Bravo. Dai. Vai Jackie. Chiudi. Bravo. Jackie è gialla. Dai una mano qua, Ale. Attaccato a 10. Alla 10. Rimessa gialla nuovamente. Bravo. Bravo. Bello. Dai. Bravo. Due, mannaggia. Vabbè. Brava. No, peccato. Non si sono capiti. E siamo lì. Non molliamo. Marcature. Bravo. Vai Chen. Peccato. Bravo Sandro. Vai. Gioca adesso, gioca. Bravo. No, che sfortuna, numero 6, non si sbaglia. Ragazzi, già la seconda volta che gli capita, deve fare più attenzione e tenere le mani più vicine al corpo possibile. Forza, dai, che non è successo niente. Tornate in partita, ragazzi. Che state giocando bene. Sono dati Leonardo, ma Mamma mia, che alto che ha questo. Porca paletta. Un po' di sole. Là. Qua tira un vento, ragazzi. No, la sbananata. occhio. La svirgola. Su. Anche tua. Bravo. Sponda Matteo. Dai. Lasciala. Bravo. Copertura fatta bene, ottimo. Occhio. Bravo due. Marcature. Bravo, sgambata, bellissimo in fascia. Peccato. Bravo.
Pressate un pochino, ragazzi. Dai Union dei ragazzi. Cosa che fa l'arbitro lì? Angolo! Dai che angolo, ragazzi. Dai. Angolo per i ragazzi. Occhio portiere! Che bello! Dai! Mamma mia! Che confusione! Mannaggia le pezzetti! Che momento! Dai Union, dai ragazzi! Angolo ancora! Dai che ce la facciamo! Dai ragazzi, prima un po' di confusione, adesso segniamo. Bello! Porca miseria, non c'era nessuno. Piccinini. Ah, mamma mia. Dai ragazzi. Bravo! È dell'Oreo. Dai che andiamo su! Da qua sembrava gialla, ma l'Oreo, bianco celeste. Ma pareva a mano, ma ecco. Bravo. Ai 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 ai. Mi sa che c'è stato un contrasto di testa. Ma no adesso. Vabbè, o lo fermi subito. Vabbè. Ho preso una botta. Scontro di testa. Tutto a posto ragazzi? Dai, Fede! Forza. Bella botta, ma si gioca. La palla andrebbe restituita all'Union. Vediamo se lo fanno. Sì, bravi. Bello! Bravo! Dagliela lì! Passala però! Jackie.
fuori, rimessa all'Oreo. Bello, bravo. Via fuori! Vai Samu. Rimessa dell'Union River. Dai ragazzi, che siamo sempre di qua. Salute! Alla 7! Ancora gialla. Te due che hai spazio. Ho tirato un missile. Dai 10, bravo, bravissimo, bravo, tira, no, perché potevi tirare, peccato, oh, scusa, brutto fallo, brutto fallo, e ci stava anche la munizione, però non è stato cattivo, insomma, è stata una mancanza di tempo. Dai Matteo! Dai! Dai, Matteo! Caro. Sotto! Ma chi? Bello, peccato, non c'era nessuno in mezzo. Era una bella idea. Dai Union. Bello, bravi. Dai, tira! Mamma, peccato. Peccato ragazzi. Dai che la prossima va. Aspetta chi va lassù! Vai, Bravo Zen. Che spinto? Era fallo questo. Ti ha tirato proprio uno spintone pure. vai Pagà! Bravo! Bravo! Portiere. Tempo, cambio, cosa è? Non si capiva cosa. Non capivo cosa stesse succedendo. Cosa è capitato? Che è successo? Sangue da naso? Ah, sangue da naso forse, non si capisce. Cos'è? Giacomo, Ah, non lo so. Giacomo, ce la fai?
Sostituzione. Esce chi esce? Non capisco. Numero 6 esce. Entra il numero, non lo vedo, 18. Non ho capito se si è fatto male perché non si è visto. Bello. Ma l'arbitro era lì. Dentro. Vai l'idea, vai Matteo. Vai Chen. Dai. Bravo Samuele. Bravo quello, il nostro numero 5 mi piace. Dove sta? Suggerivano al ragazzo di cadere. Bravo Cid. Sali! È nostra. Siamo al 27esimo. Occhio! Rimessa dell'Orao. Bella, dai, passala, bravo. Di là. Bravo Samuele. Dai. Facciamo un po' di pressione. Marcature! Bravo. Bravo, dai! Fallo del 9 nostro, fallo di Cid. Ci stava. E dove vai? Punizione. Fuori. Dai! No! Basta dare via! Occhio! Dai, siete in due lì vicini. Per fortuna. Ah, gli ha pestato la mano. Non si fa così, ragazzi. Bisogna tirare fuori il cartellino lì. Niente. Lì bisognava assolutamente tirare fuori il cartellino, perché gli ha proprio pestato la mano. È tornato indietro e gli ha fatto via dal pistone. Occhio portiere! Non si fa, ragazzi, così non si fa. Dai che questa la mettiamo. Chi tira? L'11. Buoni. Sopra la barriera. Dai, 11 tira sopra la barriera.
Un bel calcione. Bello! Sì! Ma che bel gol! Ma che bravo! Bella! Bellissima! Ma dai che la giovane! Gavarà a 14 anni anche l'arbitro. Bravi ragazzi, bellissimo gol. Segnato da Sparapan. Vai fuori, vai fuori. Dai Union, dai ecco. Adesso stiamo lì, concentrati. Buttala via che sono tutti... Ah, presa male. Brutta rimessa. Ma dai, qua i genitori si lamentano, ma in realtà l'arbitro è davvero tanto giovane. Ci può stare che... Bravo Cid, bello, bravissimo, bravo cambio di gioco. Vai, vai, sulla fascia. Dai che è nostra. Sì, 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 bravo. Dai ragazzi che è nostra. Di qua, vieni di qua, passala al 4. Passala al 4. Cambiate un po' anche lato. Dai ragazzi. Siamo al 33esimo. Manca poco alla fine del primo tempo. In teoria, a meno che non faccia recuperare qualche minuto. Non giochiamo all'indietro. Dai, dai! Su, Nemo! Le perle di saggezza del coach Vince. Mi piace molto. Dai, tirati su. Dai, dai! Bravo! Mamma mia, dai, dai, dai ragazzi. Ah, che sfortuna. Bene, bene, dai, dai. Dai, Sparapan. Bravo. Dagliela. Bravissimo. Bellissimo. No. Peccato. Peccato. Ci stava, sì. Questo ci stava, peccato. Dai ragazzi che angolo. Angolo. Bello, peccato. Tira. No. Calcio. Aia, contropiede. Dai, qualcuno faccia qualcosa. Bravo.
mia, bravissimi, dai, via, buttala via, buttala via, buttala via. Ecco rigore, sì, sì. Secondo me ha preso anche i piedi, Però, no, aspetta, cosa gli ha dato? Gli ha detto che è fuori dall'area? Non capisco. Non so, prima ha indicato il dischetto. Prima ho indicato il dischetto, infatti. Adesso? Non lo so. Adesso ha cambiato idea. Qua i genitori si animano. Buttala fuori! Se mettila dentro. Come fa a essere dentro? Oh Non puoi signore. metterla sulla riga. Ah, Madonna, pure, ma dai, si vede che è Capito, ma giovane. non può lasciargli la palla sulla riga, la riga cioè, fa aria. C'è un po' di confusione. E beh, mi pare che sia abbastanza libero qua la... Ragazzi. Aiuto. Punizione dall'area. No, niente. Qui l'arbitro sembrava avesse segnato il rigore, invece poi ha cambiato idea e ha dato la punizione al limite dell'area. Segnato recupero 3, 4. Non ho visto, comunque siamo già al 37esimo, quindi mancherà comunque poco. Oh ragazzi, angolo per il Loreo. È dentro 1,5 metri, no? Gli angoli sono sempre rischiosi. Calcature, Lillo. Andiamo sul portiere esci. Dai Loreo, dai! Che è bello alto comunque il portiere. Dai! Via. Via, bravo Cid. Dai che fuori fischia arbitro. No, aveva dato 4-5 38, ok. Mancheranno loro ancora un paio di minuti forse. Bravo. Occhio! Dai! Dai! È buono, È buona ragazzi. Forza su. Sembrano spenti. Dai, destra. Copri, bravo. Bravo, molto bravo. 3. Finito il primo tempo, siamo su 2-1 per noi. Tutti a riposarsi negli spogliatoi. Ci rivediamo tra 10 minuti, credo. Ciao.
Bentornati. Il secondo tempo sta per ripartire. I ragazzi sono già schierati in campo, aspettiamo solo il direttore che con calma si appresta ad entrare in campo. Chiedi cambio! Chiedi cambio! Ormai. Sì, non so. Chiede. È arrivato il direttore, si può partire. Si parte. Ha fischiato. Parte il Loreo. Bravo. Mamma mia. Porca miseria, mamma mia, che ha salvato un gol. Già fatto. La palla stava per entrare. Chiara indovina che ho scoperto. È angolo per noi. Vediamo il nostro Cid. Bello. Bello tirato. Bello! Mamma mia, bellissimo. Bravo. Una bella occasione. Peccato. Rimessa dal fondo. Mamma mia, sto 8 qua è veramente alto. Sembra che giochi con i nostri under 17. Anche il 2 però è bello altino, La direttore è proprio un ragazzino giovane. Cari genitori, pensate sempre che sia vostro figlio, come se fosse vostro figlio. Samuele, bellissimo, ma mi piace proprio tanto sto nostro 5, bravo. Mamma mia, ho visto testa con piede. Rimessa dell'Oreo. Bravo, catto. Ecco, bello. Bravo 2. Bello. Ah, peccato. Peccato, peccato, peccato. Bello. Dagliela di là, sì, ottima idea. Dagliela lì adesso. Ah, peccato. Bravo. Troppo. Peccato. Questo è Pippo che suona. Grande Pippo. Bravo, bello, molto bello, molto bello. Sì, sì che ci arriva il 2 nostro. Bravo. Ah, bravi, bravi.
Luca, che lissio. Dai che siamo sempre di qua in attacco. Bello, piazzala. Ah, peccato. La sbananata. Comunque non so chi possa interessare, ma c'è una brezza alquanto fastidiosa. Ecco il nostro Tommy. Ah, se l'è allungata troppo. Peccato, peccato, peccato. Dai che va bene così. Dai Union River. Facciamogliene un altro. Bravo, Sid. Bello. Ah, blu. Peccato. L'importante è stare sempre da questa metà campo, da questa parte qua. Restare sempre di qua. Peccato. Ah. Ai, botta. Bello. Mamma. Bravo, bello. È bellissima l'idea. Peccato. Bello! Bellissimo! E ha segnato il nostro numero 5, Samuele. Bello, il portiere si è fatto un pisolo e non si aspettava che entrasse la palla. 3-1 al 42esimo. Lazaro! Siamo a Lazaro! Siamo a Lazaro! Qua. Ecco, fallo e ammonito questo. Diciamo che vabbè, ci stava, però doveva ammonire anche nel primo tempo. Comunque ha tirato fuori il cartellino all'alba del 43esimo. Punizione da una posizione interessante, considerando la punizione del primo tempo battuta dall'11 dal nostro sparapagno. Dai che ci va ancora. Ma che bravo! Bravissimo! 4-1. Bravi. Bravi.
Dai ragazzi. Cambio, sostituzione. Esce il 12. Cioè, scusate. Esce il portiere numero 1, entra il 12. Bello. Dai! Bravo! Spero non si senta. Secca proprio così. Esatto. Nel silenzio. Non me l'aspettavo neanch'io. Bello, bravo. Ah no, è stato bravo il 10 dell'oreo di fisico. Ragazzi, di là. Vai 7! Mamma mia che sasso. Bravo. Bravo Tommy. Guarda che c'hai lì in mezzo. Avanti. Oh, peccato. Ah, mamma. Bravo! Bravo! Bravi, bravo, bravissimo. Porca miseria che l'ha svirgolata. Un po' di scamma confusione, ma bravi i nostri che ne sono usciti. Bravi. Sempre tutto di prima. Vai che tu! Dai! Dai! Uff. Ti fa uno, dai, non volare però. Bravo Samuele. È scivolato. Peccato. Cambio. Sostituzione. Esce il 5. Bravissimo. Devo dire proprio bravo. Ed entra il 15. Scusate se ma non conosco i nomi, quindi portate pazienza. Bello, bravo. Peccato. Jacopo, mi sembra di aver capito. Sì, bravo. Peccato, buona idea. Altra sostituzione. Entra il 17 ed esce Chen. Numero 4 nostro. Bravo. Cerca sulla ribattuta! Cerca sulla ribattuta!
Vai Cid. Che paletta. Bravo. Bello. Tira. Bello, tira. Piccoletto. Tirate un po' in porta. Sì! Bravo. Bisognava tirare. Bravi ragazzi. 5-1, gol del nostro numero 2, Tommy. Gol al, penso 49esimo perché ho guardato tardi. Scusami, 50esimo. 51. No, l'ha fatto prima. Tutto a posto l'audio regista? Pare di sì. Sì. Stavamo giocando un po' a 5. Dai Jacopino. Dai. Bravo. Bravissimo. Vai Matteo! La palla ragazzi. La palla. Una palla, pronto, Vincenzo. Lì che ciacola. A Vince, segui la partita. Eccolo. Bravo, bella corsa, bella fuori. Ah, fuori. Mannaggia. Colato male il tempo, dai. Non importa. Testa alta sempre. Fischia però, ma cosa no? Niente, vabbè. Bravi ragazzi, sangue freddo. Bravo. Bello, peccato. Peccato. Vai piccini, grande. Peccato. Dai ragazzi.
Mancano solo altri 16 minuti più recupero eventuale, che spero non farà. Bella idea, ma Stop qualche volta, Edo! troppo forte. Rimessa gialla. No, Loreo, rimessa bianco-azzurra. Dagliela Lotto! Lotto! Bello, bravissimo! Ma tirate ogni tanto anche voi. Bravo. Perché Lotto non ha tirato? Aveva tutto lo spazio. Comunque bravo. Ah, le ossa no, ma le costine sì. No? Rimessa nostra. Bravo. Devo! Ah, Dai, dai! tirone di maglietta. Bravo! Azione dell'Oreo. Comunque bel giro di palla dei nostri ragazzi, devo dire, complimenti. Peccato, troppo centrale. Vai, Semo! Vai, Edo! Bravo! Vabbè, insomma, dai. Punizione per il Loreo. Esce il nostro lotto, entra il 20. E mi sembra entrato con calma. Dai, Semo! Bravo! Daglielo ancora, sì, bello! Vai sotto! Bravo! Ecco. Così. Bravi ragazzi, bello, bella azione dell'Oreo. Vai! Vai! Bravo! Bravo, sto sbagliando, passate e basta, bravo! Bravo Cid. Bravo. Bello. Peccato, era una bella idea. Piaceva. Dai! Nadia. Dai, credici 20. Dai! Bravo, gioca! Vai Simo! Si sono infervorati quelli dell'Oreo. Andare in guerra! Oh mamma.
Edo! Edo! Bello. Bello, bello. Ma passa di nuovo al centro che c'è lì, ragazzi. Jacopo, porca miseria. Peccato. Mancano più o meno 10 minuti. Dai, Dai, Carus! dai! Dai, Edo, metti giù sta palla! Bravo, molto bravo. Mm. Ragazzo, bravo. Ancora, subito. Dagliela. Porca miseria. Fallo però, Sì, il fallo decisamente c'era, eh. Dai, Salvo! Dai! Dai, dai, che fermo! Tira! Niente di fatto. Edo! Bravo. Bravo il 10. Bravo! Vai, così! Salvo! Vai! Aiutalo qua! Porca miseria. Troia! Bravo! Bravo! Carus! Uteo! Dai! Bravo, Cid, bravissimo. Bravo. Bello. Paolo, sali un po'! Bravo! Bravo, bravo! Bello. Dagliela al 15. Sì, tira. Ah, bello. Sì. Che bravi. 6-1 cappotto. Al 62esimo il gol del 6-1. Bravissimi ragazzi. Sì, sì, la mattina. Vabbè, ma ascolta, quando che finisce la partita e fa la doccia dopo che domando e che lui che scriva. Sì. Sì, sì. Notizie dagli altri campi. I nostri juniores stanno purtroppo perdendo 2-0 contro l'Occhiobello. Qui invece Urca Network porta fortuna. Oh, esce il 10 ed entra il 13. Facciamo giocare un po' tutti. Ha ragione il mister. Ed entra anche l'altro portiere. Ah, vince.
Ecco, cambio anche del portiere. Ecco. Simone dopo con questa partita la vostra di Dio che Vai Samuele! Dai, guarda che Angolo ragazzi, angolo. Calcio d'angolo al 66esimo. Eccolo. Raga, fermo! Fallo bene! Gol! Bello. Bravi ragazzi. Altro angolo. Altra sostituzione, esce il 2. Tommy. Ed entra Andrea! Il portiere, Edo! il 16. Uff. Infatti comunque non ha fischiato niente quest'anno. Diciamo che ha lasciato andare molto la partita, ma ci sta. Siamo al 68esimo, quindi mancano 2 minuti, salvo qualche minuto di recupero. Rimessa gialla. Ormai poco da commentare, fallo. È fallo, arbitro, non ci credo, non dimmi che ammonisce perché no. Ok, punizione per noi. Bello? Eccolo lì! Bravo Sparapam, bravissimo. 7, bravissimi. Bravi ragazzi. Molto bene. 7-1. Esatto. L'ho detto che Urca Network porta bene. Che... Così? C'è fresco comunque. Ai piedi congelati, se a qualcuno può interessare. Credo di no, però lo dico lo stesso. Rifarai la doccia?
Un minuto alla fine dei tempi regolamentari. A chi? Dai a chi? Non ce la fa più, infatti. Non è cascata dalla stanchezza. No, se si è fatto male mi dispiace. Si gastirà. No, no, a posto. Quindi? E qui stiamo qua a aspettare rimessa. Bravo. Sì, porca sulla culata. Che rischio. Bello, al volo ci ha provato, giustamente. Quanto recupero? 5. Mi sono sembrati 5, che... Beh, siamo già al 72esimo, quindi ne mancano altri 3. Vai! Bello. Tira! Vabbè, dai! Ci stava il tiro, bravo. Vamos, toma! Venga, fermo, vale! Cos'è? Fallo? Signore. Vieni! Attento! Occhio! A che ne importa? A casa diretto! Bello! Ma che bravi con le punizioni! Bravi!
Bravi, bravi. 8-1 è finita. Molto bene per i nostri ragazzi. Mi dispiace per i ragazzi dell'Oreo perché comunque il primo tempo hanno giocato una bella partita. Grazie a tutti, vediamo se i ragazzi vengono a salutare. E per chi ci segue ci vediamo domani mattina ore 10 per la diretta dei nostri under 17. Eccoli! Oh! Olè, bravi ragazzi! La Porto Tolle ha vinto.